Conferenza stamani presso la DIA di Agrigento per comunicare che ha eseguito un sequestro di beni nei confronti dei fratelli Valenti, Stefano e Gerlando, imprenditori attivi nel settore edilizio e del movimento terra, originari di Favara, agli arresti domiciliari per associazione mafiosa. Il provvedimento trae origine da un'attività investigativa della sezione operativa di Agrigento, coordinata dal reparto indagini preventive della DIA, che ripercorrendo la loro carriera imprenditoriale e criminale a partire dagli anni 90 ha messo in luce la pericolosità sociale di entrambi i fratelli. Nello specifico, nel 2018 venivano tratti in arresto, unitamente ad altri 76 soggetti appartenenti a Cosa Nostra nell'ambito dell'operazione Montagna e per i fatti contestati successivamente condannati alla pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione. La figura di Stefano Valenti era emersa tra l'altro nel corso delle indagini di Acragaz 2. Ad avvalorare lo spessore criminale di Valenti sono anche le dichiarazioni di Brusca, un interrogatorio nel 1997, che pur non qualificandolo come uomo d'onore, lo ritraggono vicino all'organizzazione, in più particolare come uomo messo a disposizione della consorteria. Con l'attuale provvedimento è stata accertata inoltre la rilevante ascesa imprenditoriale dei due fratelli, in virtù dei continui rapporti intrattenuti con i vertici mafiosi siciliani, che gli hanno consentito di accrescere illecitamente il loro patrimonio. Pertanto, nei confronti di Stefano Valenti è stato disposto il sequestro dell'intero capitale sociale e del relativo compendio aziendale della società Atena Costruzioni SRL, esercente l'attività di assunzione appalti per lavori del genio civile, con sede legale in Agrigento, intestata a soggetti terzi, nonché il 40% del capitale sociale dell'azienda Giarritella SRL, sempre con sede a Favara, oltre 11 beni immobili registrati su un conto corrente bancario. A Gerlando Valenti è stato invece sequestrato il 60% del capitale sociale della società Coges SRL semplificata, che faceva l'attività di movimento terra con sede legale sempre a Favara, oltre che 5 immobili siti sempre a Favara e numerosi conti correnti, fondi comuni di investimento e titoli, nonché un bel cavallo di razza. Oggi la sezione operativa di Agrigento ha posto sotto sequestro il patrimonio degli imprenditori Valenti, sono imprenditori del settore edile di Favara, e pone in essere attraverso questa operazione esemplificativa sul settore in argomento quello che è la mission principale della direzione investigativa antimafia sotto il profilo economico-finanziario, e cioè a dire l'aggressione dei patrimoni cosiddetti mafiosi, dove per patrimoni mafiosi si intende quei patrimoni accumulati da parte di quei soggetti che o partecipano o appartengono a sodalizi criminali di stampo mafioso. Nel caso specifico si è trattato di due soggetti imprenditori che nella stragrande maggioranza dei casi hanno avuto la possibilità di accrescere le loro capacità imprenditoriali grazie a una serie di sinergie che nel tempo, a partire sicuramente dalla metà degli anni 90 sino all'ultima certificata operazione di polizia giudiziaria, che è l'operazione Montagna, testimoniano il loro mai reciso legame con Cosa Nostra.